Allora, è deceduto nella casa via di Natale ad Aviano, dove si trovava da qualche giorno, Umberto D'Elia, 83 anni, conosciutissimo tra l'altro per la sua attività di geometra. Era uno dei progettisti operanti al servizio degli Stati Uniti d'America dal 1971 al 96. Aveva operato nella base di Aviano, in Germania, negli USA, in Iraq, in Nigeria. Era anche un cittadino della Libia, sino a quando Gheddafi non decide di espellere tutti gli italiani, anni lontani. Lascia nel dolore la moglie Maria Grasso, la figlia Loredana, il figlio Riccardo, genero, nuora e parenti tutti. I funerali si terranno mercoledì alle 11 nel Duomo di Aviano e il rosario domani sera alle 19:30 nel medesimo Duomo. Alla famiglia di Umberto D'Elia le mie personalissime condoglianze e comunque le condoglianze del gruppo di Tele Pordenone. Abbiamo un altro ospite.